Silenzio. Anche questo è un emendamento con il quale provo a riempire un po' di contenuto in linea con le questioni che abbiamo anche condiviso in alcune discussioni su come e cos'è l'autonomia, per che cosa può essere l'autonomia, la richiesta di maggiore autonomia per questa regione. Il principio, che poi è anche l'idea che stava nella mente di chi ha scritto il 116, per chi, ma immagino tutti voi, ha letto i verbali dei resoconti della modifica costituzionale del 2001, è che perché ha senso concedere ulteriori forme di autonomia a alcuni territori? Per un principio molto banale, che l'Italia è un paese diversificato e che ci sono delle diversità territoriali anche profonde tra un territorio e l'altro. E dunque, proprio perché le specificità di ciascun territorio possono essere realizzate in maniera migliore e più compiuta se avviciniamo il centro decisionale a lo stesso territorio, si è pensato appunto alla possibilità che lo Stato deleghi alcune materie appunto all'istituzione regionale. Quindi quando noi andiamo a ragionare su quali possono essere le materie e le competenze rispetto alle quali chiedere nuove e ulteriori forme di autonomia, non lo dobbiamo fare soltanto sulla base di un principio assoluto e dunque anche indimostrabile che siamo più bravi a fare tutto quello che si può fare, perché non è detto che per le tipicità e le caratteristiche di questo territorio esattamente tutte le 23 materie siano ciò che serve al Veneto. Se invece noi andiamo ad individuare proprio sulla base delle specificità di questo territorio quali sono le materie su cui ci interessa per caratteristiche, per tipicità avere maggiore autonomia, credo che riusciamo non soltanto a intraprendere un percorso più agevole per raggiungere l'obiettivo, ma anche a svolgere esattamente, a interpretare correttamente la finalità che il legislatore si era posto quando ha inserito il terzo comma del 116. Ho fatto alcuni esempi durante la discussione generale. Se io devo chiedere la devoluzione degli impianti strategici energetici, ma perché lo chiedo per il Veneto? C'è una motivazione tipica di questo territorio? Discutibile. Se invece ad esempio chiedo una maggior autonomia sulle politiche del lavoro, può essere che in questo territorio che vive di lavoro e che ha una sua struttura del mercato del lavoro, malgrado l'assessore, ha una sua struttura del mercato del lavoro diversa da quella che c'è in Campania, nel Lazio o anche in Piemonte, allora sì potrebbe aver senso chiedere la materia lavoro, aumentare le competenze regionali, perché qui ci sono delle risposte specifiche da dare. Quindi con questo emendamento chiedo appunto che il concetto di autonomia sia meglio finalizzato appunto all'obiettivo di erogare servizi migliori a cittadini ed imprese, perché poi l'autonomia non è una bandierina che noi, vero colleghi, che noi sventoliamo per ottenere qualche voto in più. L'autonomia è una richiesta che noi avanziamo perché pensiamo sia uno strumento attraverso cui erogare migliori servizi ai cittadini e alle imprese. Quindi chiedo che l'autonomia sia utilizzata per questa, in coerenza appunto non con la richiesta di tutto quello che si può chiedere, cioè tutte le 23 materie, ma in coerenza con le specificità del nostro territorio.